esserci nuove riaperture prima del 4 maggio, data di termine del lockdown. Il presidente Zaia annuncia anche un piano di sostegno del turismo. Ed è sempre alta e tristemente drammatica la conta dei decessi, specie nelle case di riposo. Secondo i dati forniti dall'assessore regionale Lanzarini, è lì che è venuto il 60% dei decessi degli anziani. La Guardia di Finanza di Legnago ha denunciato 2 imprenditori per aver commercializzato 15.000 mascherine con ricarico tra il 130 e il 400%. Entro il fine settimana tutte le richieste per i 600 euro saranno definite, mentre ci vorrà circa una settimana per le casse integrazione, a dettare i tempi al direttore dell'Inps Veneto Antonio Pone. Attimi di paura questa mattina a San Martino di Lupari per un bimbo di 3 anni che è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Padova, è stato travolto dal cancello mentre giocava. Dall'emergenza virus a quella della siccità, il grido d'allarme lanciato oltre che dai coltivatori anche dai consorzi di bonifica. I fiumi sono senza acqua, il caso del Brenta. A Montebelluna si spera di poter confermare lo storico Palio di Mercato Vecchio, già pronta un'applicazione per il telefono utile anche per le sagre. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito ora dai titoli, consueto punto stampa del presidente Zaia che è tornato sul tema delle riaperture, poi ha dato una notizia che dà speranza, uno studio che mette in correlazione la molecola che provoca il cancro alla prostata e quella del coronavirus e che potrebbe dare speranza sul fronte delle cure. Sentiamo. Regione al lavoro per la ripartenza, per quella fase 2 che il mondo economico attende e auspica possa iniziare il prima possibile. Domani l'assessore Lanzarin presenterà alle parti sociali il master plan regionale con regole uguali per tutti che dettino le modalità per le riaperture, un piano che il Veneto intende mettere a disposizione della task force voluta dal Premier Conte. Il governo è già al lavoro su questo, ha specificato il governatore Zaia, che ha aggiunto il 4 maggio è la deadline, dovremo trovarci pronti con dispositivi e misure negoziate con i soggetti coinvolti. Non escludo che alcune attività potrebbero anche essere messe in una griglia di partenza, magari anche un po' prima. Guardate, oggi il vero tema è decidere se si vuole tenere chiuso tutto e morire nel tempo in attesa che il virus se ne vada, oppure puntare alla convivenza. Ripartenze che con la stagione estiva ormai alle porte deve tenere in considerazione anche il comparto turistico. La volontà della Regione è quella di creare un piano ad hoc per il settore con regole per gli operatori, tema affrontato nell'odierna videoconferenza con i direttori generali. In base alle vostre località turistiche sentite gli operatori velocemente, cercate anche lì di recuperare il discorso che ho detto prima, indicazioni, perché facciamo anche un lavoro ad hoc sul turismo. La ripartenza che riguarda anche gli ospedali, ad iniziare da quelli no Covid. Stiamo già predisponendo, ve lo devo dire, l'abbassamento del livello di guardia su alcuni ospedali, non i Covid center, ma ospedali che comunque avevano anche Covid, e lì riportiamo alla normalità da subito. Zaia è poi tornato a parlare dell'importanza delle mascherine, mostrando qual è il modo corretto per indossarle, ovvero coprendo bocca e naso. Con orgoglio poi il presidente ha parlato di uno studio su 130 pazienti che coinvolge la Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata e l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare in collaborazione con l'Università di Padova e che sarà pubblicato su una rivista scientifica che tratta di una correlazione tra l'enzima che provoca il cancro alla prostata e quello del coronavirus. Si è vista una seria correlazione tra i trattati da cancro alla prostata con questo farmaco che inibisce ovviamente questo enzima e la malattia, cioè chi è stato trattato con questo farmaco, ve la dico in maniera molto semplice, in teoria non ha avuto problemi col coronavirus, perché sia il tumore alla prostata che il coronavirus utilizzano tutti e due lo stesso mezzo di trasporto, questo enzima. Il farmaco dunque utilizzato contro il cancro alla prostata potrebbe inibire anche il coronavirus. Questa potrebbe essere la chiave di volta, ha detto Zaia, che è poi tornato sul tema del premio al mondo della sanità. C'è la nostra disponibilità, ha chiarito il governatore, che però ha voluto ricordare come la mancata applicazione dell'addizionale IRPEF per 10 anni ha significato per un medico di media posizione il mancato prelievo in busta paga di 4.875 euro. Il premio noi lo vogliamo dare, sono i nostri eroi, tutto il personale. Io penso che anche le signore delle polizie abbiano avuto un merito in questa partita. Un'ultima battuta è per le parole del leader della Lega Salvini, che alla domanda di Zaia come possibile il Premier dopo questa emergenza ha risposto che potrebbe fare benissimo tante cose, è una risorsa per tutto il Paese.
Io lo ringrazio per l'attestazione di fiducia e di stima, però è serio da parte mia essere e restare concentrato sul Veneto. Qui siamo davanti a una tragedia che è unica e il Veneto ne deve venire fuori assieme al suo governatore e assieme alla squadra. È sempre alta e tristemente drammatica la conta dei decessi, specie nelle case di riposo. Il punto con il report di oggi dall'unità di crisi di Marghera. 330 le case di riposo e di cura ad oggi monitorate nel Veneto con test rapido e successivo tampone per la diagnosi. Con i suoi 34.355 anziani ospiti registra tra i 26.368 monitorati positivi al Covid-19 il 5,8% dei casi. Percentuale che quasi si dimezza con il 3% dei positivi invece tra i 30.137 operatori, tra dipendenti ospedalieri e addetti alle pulizie e servizi mensa. Percentuale in entrambi i casi che rappresentano esattamente la metà del dato nazionale, come riportato nelle scorse ore dall'assessore di reparto dall'unità di crisi di Marghera. Abbiamo un dato che è quasi al 100%, adesso vi spiego perché. Ci sono 3 aziende che sono un po' in ritardo, che sono, e ve lo dico subito, le 2 vicentine, quindi la 7 pedemontana, la 8 berica e la 9 scaligera. Le altre invece, quindi dalla 1 alla 6, insomma dalle Dolomiti fino alle Euganee, hanno già fatto i tamponi sul 100% degli ospiti e dei lavoratori, che ricordiamo sono gli operatori diretti ma anche quelli non diretti all'interno delle strutture. Ad oggi resta sempre drammatica la conta dei decessi complessivi, con la maggioranza che tristemente si registra proprio nelle case di riposo. Quindi rispetto ai decessi complessivi, 391 sono i decessi all'interno delle strutture per anziani. Di questi, insomma, non abbiamo la contabilità proprio precisa, ma circa 150, dai 150 sono decessi in ospedale, 150, 180, il rimanente in strutture, più o meno un po' più, diciamo un 60% in strutture e un 40% in ospedale, insomma più o meno è così la percentuale. Ed ora ci spostiamo nel Veronese, 15.000 mascherine messe in commercio con un ricarico tra il 130 e il 400%. La Guardia di Finanza di Legnago ha denunciato 2 imprenditori, ha scoperto che una ditta veronese aveva notevolmente incrementato il proprio volume d'affari proprio grazie alle vendite effettuate a 15 farmacie. Nell'ultimo triennio la ditta aveva registrato un volume d'affari di circa 30.000 euro all'anno e la vendita di mascherine gliene aveva fruttati 36.000 in qualche settimana. È stato così accertato che l'azienda si era rifornita da una società bresciana di 2 distinte forniture di mascherine, 5.000 FFP2 e 10.000 chirurgiche. Le prime le avevano rivendute alle farmacie del Basso Veronese con un ricarico medio tra il 300 e il 400%, mentre le seconde tra il 130 e il 170%. I finanzieri hanno inoltre denunciato, su segnalazione di un cittadino, un farmacista che aveva venduto mascherine a 10 euro dopo averle comprate a 10 centesimi. Entro la fine settimana tutte le richieste per i 600 euro saranno definite, mentre ci vorrà circa una settimana per le casse integrazioni. A dettare i tempi al direttore dell'INPS Veneto Antonio Pone ai nostri microfoni. Entro questa settimana finiamo di pagare tutte le domande ricevute. Considerate quindi 1° aprile, il primo giorno, con tutti i problemi che ci sono stati per via della concentrazione delle domande in quel fatidico giorno, oggi siamo il 16, per il 18 noi contiamo di aver chiuso completamente la partita pagamenti sulle domande per Più che una rassicurazione è una vera e propria tabella di marcia quella che arriva dall'INPS regionale. Dopo l'avvio difficile del 1° aprile con il tracollo informatico del sistema, la sede regionale dell'Istituto di Previdenza ha ingranato la marcia, soprattutto per quanto concerne le richieste dell'indennità di 600 euro per autonomi, partite IVA stagionali, oltre 320.000 in tutto il Veneto. Restano le difficoltà derivanti da errori materiali nella compilazione delle domande. Molto spesso le persone hanno sbagliato l'IBAN e quindi la banca ci segnala, noi abbiamo fatto il mandato di pagamento e la banca ci sta dicendo: guarda, questo signore in realtà non ha un IBAN di questo tipo, e quindi noi a quel punto
queste anomalie le dobbiamo gestire contattando la persona. Altro capitolo, quello relativo alla cassa integrazione ordinaria, con le richieste che continuano a confluire a ritmo serrato, passando in un solo giorno da 14.700 a 16.100. Stiamo lavorando a un ritmo in cui destiniamo il doppio del numero di domande che riceviamo giornalmente. Facciamo un esempio: ieri, 15 aprile, abbiamo ricevuto 1.394 nuove domande di cassa integrazione, ma ne abbiamo definite 2.710. Calcolatrice alla mano, dall'INPS arriva un termine. Nel giro di 6 giorni, secondo il nostro programma di lavoro, dovremmo abbattere la giacenza che si era accumulata nei giorni di predisposizione delle procedure informatiche di lavorazione, che è pari a 8.864 domande. Da ultimo il tema dei congedi parentali, con la proroga arrivata nelle ultime ore dal Ministero, da qui l'invito. Già da stanotte le procedure sono state adeguate e già stamattina, per chi lo desidera tramite i patronati o individualmente, è possibile inserire anche periodi successivi al 13 aprile, cosa che fino a ieri non era possibile. La situazione di affollamento sui mezzi pubblici è inaccettabile, a dirlo il segretario dell'UGL Sebastiano Costalonga, che lancia un messaggio. Una task force contro gli affollamenti nei mezzi pubblici di Acqua e Terra è stata ideata da CTV per monitorare la situazione in tempo reale, ma le polemiche continuano. Nei giorni scorsi la CGIL ha chiesto che il Comune rinunciasse al contributo annuo di 11 milioni che arriva dall'azienda per ripristinare alcune delle corse tagliate. Arriva poi l'attacco del segretario dell'UGL Costalonga, che definisce inaccettabile la situazione di affollamenti sui mezzi perché rischia di compromettere la sicurezza sanitaria dell'utenza. L'UGL pretende risposte concrete dal Comune di Venezia per quanto riguarda i trasporti pubblici. Non si può assolutamente pensare di ripartire nella fase 2 mettendo a rischio i tanti lavoratori che usufruiranno dei mezzi pubblici e dei lavoratori stessi, lavoratori che saranno impegnati anche a far rispettare distanze tra le persone e il numero delle persone che potranno salire nei mezzi pubblici. Costalonga aggiunge che la dotazione offerta al personale a CTV è inadeguata. Le mascherine sono più simili a panni per spolverare che a presidi medici e gli ordini di servizio nella navigazione sono di non lasciare a terra gli utenti in sovrannumero. L'UGL è pronta ad affiancare il Comune di Venezia nella richiesta alla Regione Veneto di aumentare quelli che sono i finanziamenti per il servizio minimo del trasporto pubblico. Questo perché il Comune di Venezia è sempre stato penalizzato da questa ripartizione per via dei turisti che oggi non ci sono. Quindi assolutamente Venezia necessita di un aiuto in più per ripartire. Siamo alla cronaca, attimi di paura questa mattina a San Martino di Lupari per un bambino di 3 anni che è stato trasportato all'ospedale di Padova. È accaduto tutto in un attimo, erano da poco passate le 10:30 del mattino quando un bimbo di 3 anni è entrato nel cortile dell'abitazione del suo vicino di casa per giocare nelle campagne di San Martino di Lupari. Probabilmente non era la prima volta, ma stavolta qualcosa è andato storto. Il piccolo infatti si è appoggiato ad un cancello che era stato appoggiato a sua volta ad una recinzione. Il cancello è caduto addosso al bimbo, mentre in quel momento il padrone di casa, quasi se la sentisse, si è accorto di quanto stava avvenendo ed è accorso a prestargli aiuto, evitando così che il bambino rimanesse sotto il pesante manufatto in ferro per troppo tempo. Chiamati i sanitari e dato l'allarme, sul posto è intervenuto veloce l'elicottero che ha provveduto a trasportare il bambino nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova. Non sarebbe in pericolo di vita. Stanno cercando di far luce su quanto accaduto anche i militari dell'Arma della caserma di San Martino di Lupari. Distrutto da un incendio il primo piano e l'intera copertura di una villetta Sona nella provincia di Verona. Le 4 squadre dei Vigili del Fuoco intervenute hanno terminato all'alba le operazioni di spegnimento della struttura andata in fiamme. Nel rogo nessuna persona è rimasta coinvolta. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. RC2. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Ci spostiamo al Lido di Venezia, violentissimo incendio nella notte causato
da un probabile cortocircuito su un pullman di linea fermo in piazzale Santa Maria Elisabetta. Pochi minuti prima della partenza per Pellestrina il mezzo era nuovo e ancora in garanzia. Le fiamme sono divampate a 00:18 al Lido di Venezia, esattamente 7 minuti prima della partenza dell'autobus per Pellestrina. 7 minuti di anticipo provvidenziale che hanno probabilmente evitato quello che poteva essere un vero disastro. Un autobus ACTV della linea N completamente avvolto e divorato dalle fiamme. L'incendio che si è generato questa notte su un autobus Citaro Mercedes in servizio in linea N al Lido di Venezia è probabilmente stato causato da un cortocircuito. Il mezzo sarà portato oggi stesso in una delle officine specializzate della terraferma per una diagnostica puntuale. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente domando le fiamme, che hanno bruciato anche la vicina pensilina, ma per fortuna non hanno intaccato l'edicola. Nessuno era a bordo in quanto l'autista, prima di salire al suo posto di guida, era in attesa dell'arrivo in coincidenza del vaporetto. A causare l'incendio un probabile cortocircuito. Il principio di incendio si sia generato da parti elettriche. Ad ogni modo il mezzo è nuovo, appunto, è uno dei Mercedes presentati tra fine 2018 e metà 2019. Stamattina sul posto anche il sindaco Luigi Brugnaro e l'amministratore delegato del gruppo AVM ACTV Giovanni Seno. L'autobus è completamente distrutto, ma i pompieri sono dei piccoli grandi eroi per aver evitato il disastro grazie al loro intervento così tempestivo. Ed ora parliamo di una nuova emergenza in un periodo di emergenza da coronavirus. Stiamo parlando della siccità e del grido di allarme lanciato, oltre che dai coltivatori, anche dal Consorzio di Bonifica Brenta. Abbiamo sentito al telefono il presidente Enzo Sonza. Sentiamo. Stiamo mettendo in funzione tutti gli impianti pluvierigui che abbiamo sul territorio. Naturalmente non è facile lavorare in questo periodo di tempo di coronavirus perché anche i dipendenti devono attenersi a determinate regole, quindi è anche difficile sia lavorare sia reperire anche le materie prime per poter eseguire tutti i lavori. Le portate d'acqua sono molto basse. Arriviamo a qualche dato? Abbiamo dati che siamo ai minimi, vuol dire che siamo vicini ai 20 metri cubi di portata in Brenta e quindi siamo sottodimensionati. Per fortuna le colture hanno bisogno sì di acqua ma non esageratamente tanta, non siamo in piena estate in cui le irrigazioni sono in piene, però sono diffuse perché sia per far nascere quello che si è seminato sia per quanto riguarda le orticole e il florovivaismo bisogna provvedere con le irrigazioni, altrimenti si perde tutto il prodotto. Avevo proposto come consorzio e lo sto continuando a riproporre nei tavoli di confronto anche con gli altri, col consorzio ma anche con gli altri enti, di portare avanti il discorso della diga del Vanoi che ci permetterebbe in questi momenti di sopperire alla mancanza d'acqua. Ha sfondato quota 1000 chiamate il servizio di sportello telefonico di ascolto sociale Resto a casa e ci sentiamo, istituito dal comune di Belluno fin dai primi giorni di lockdown, mobilità e spostamenti, gli argomenti più gettonati. È stata una felice intuizione quella del comune di Belluno di istituire una sorta di telefono amico a servizio dei cittadini in tempo di emergenza da Covid-19. Resto a casa e ci sentiamo, il nome dato all'iniziativa che dal 13 marzo al 3 aprile ha raccolto più di 1 migliaio di telefonate. Molti sono i cittadini che hanno sentito il bisogno di condividere il loro smarrimento di fronte a un evento senza precedenti, che ha sommato le preoccupazioni di salute, quelle economiche, il tutto sotto strettissime norme di isolamento sociale. Mobilità e spostamenti, gli argomenti più gettonati durante le telefonate nel 29% dei casi. Si è variato dalla possibilità di effettuare passeggiate all'accompagnamento di disabili o di persone affette da demenza, fino ai viaggi in auto con i bambini, gli spostamenti di genitori separati e la gestione delle uscite delle badanti. C'è stata grande preoccupazione per l'assistenza alle persone anziane
anziane, ma anche molti dubbi dei nonni chiamati a badare ai nipotini mentre i figli sono al lavoro. Altri temi di interesse sono stati l'uso, la disponibilità e la consegna delle mascherine e la disponibilità di esercizi commerciali e farmacie per la spesa a domicilio. Ricevere risposte anche su semplici questioni quotidiane abbia consentito alle persone di esorcizzare in qualche modo paure più grandi ed inconsce. Sentire che dall'altro capo del telefono c'erano persone competenti ed empatiche ha certamente fatto sentire meno sole le persone. Lo sportello Resto a casa e ci sentiamo ha anche raccolto le proposte della comunità a sostegno dei cittadini, dalla consegna della spesa o dei farmaci alla traduzione dei testi dei DPCM con il coordinamento di Rete Immigrazione. L'iniziativa ha attivato un servizio a sostegno delle persone in isolamento sociale perché trovate positive o perché entrate in contatto con persone positive. Gli operatori rispondono tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 al numero 0437 91 3404. In queste prime 3 settimane, educatori e assistenti sociali che si sono alternati ai volontari della Protezione Civile hanno garantito complessivamente oltre 300 ore di servizio. È stato approvato ieri alla Camera dei Deputati quasi all'unanimità il decreto legge sulle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Relatore il parlamentare bellunese del PD Roger De Menec. Manteniamo gli impegni, dice De Menec, ora puntiamo alla ripartenza. 408 favorevoli, 2 contrari. È passata con la quasi unanimità dei deputati presenti ieri alla Camera la legge olimpica per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e le finali di tennis ATP Torino 2021-2025. La votazione, come prassi nelle ultime settimane, si è svolta per chiamata nominale per garantire le prerogative dei deputati, evitando però assembramenti e assicurando il distanziamento di sicurezza contro il contagio del coronavirus. È diciamo la prima pietra che abbiamo messo rispetto all'organizzazione delle Olimpiadi. È una legge che dà un inquadramento generale a tutta la tematica olimpica. Il provvedimento manda 2 messaggi ben precisi, ha spiegato ieri De Menec raggiunto via Skype. Il primo alla comunità internazionale è che il nostro paese intende fermamente mantenere l'impegno assunto a organizzare i grandi eventi sportivi che si era candidato a ospitare nei prossimi anni. Il secondo alla comunità nazionale invece è che lo Stato sosterrà i territori e gli enti coinvolti negli eventi, aiutando anche in questo modo il Nord Italia a creare le condizioni per il rilancio e per la ripartenza economica. L'esame di questo provvedimento costituisce dunque un chiaro segno della presenza dello Stato a fianco dei territori più colpiti dal Covid-19. Credo che sia un passo in avanti molto importante, fatto in un momento di grande crisi, di grande difficoltà del Paese, ma che punta anche a ridare un po' di speranza, diciamo, a tutti i nostri concittadini. Una dimostrazione concreta, aggiunge De Menec, di come questa maggioranza sia impegnata per fare ripartire il Paese con la consapevolezza che per permettere che tutto ciò accada occorre avere chiara la prospettiva verso cui muoversi, in questo caso puntando anche sulla sostenibilità delle opere e su un grande lascito infrastrutturale nei territori. Il provvedimento, che scade il 12 maggio, passa ora all'esame del Senato. Ed ora a Montebelluna, dove si spera di poter confermare lo storico palio di Mercato Vecchio anche nel tempo di coronavirus, e per questo è già pronta un'applicazione per il telefonino che sarà utile anche per tutte le sagre. Noi stiamo sviluppando inizialmente un progetto che possa andare bene per noi, ma senza dubbio, almeno per la parte di sviluppo nostro, l'applicativo può essere utilizzato anche da altre sagre. Un'app per salvare le sagre. Questa è l'idea maturata non da una software house, ma dall'ente palio di Montebelluna. Lo stimolo, manco a dirlo, il coronavirus e relative limitazioni che potrebbero esserci anche a settembre, quando si dovrebbe tenere la 31esima edizione della gara tra Cadi e Contrade. E qui, tra i cenci delle diverse edizioni, lo chiamano già il piano Corona, che in realtà sono addirittura 2. Il primo riguarda la vera e propria gara. Pensate addirittura di fare il tampone agli atleti? Beh sì, dobbiamo capire adesso in base alle disponibilità che credo e spero che di giorno in giorno siano sempre maggiori, ma la nostra idea è proprio quella, capire attraverso un tampone, un esame, un test, quali atleti eventualmente possono correre e quali no. Il palio è uno sport, perché il CONI ci conferisce ogni anno il patrocinio, che prevede una vicinanza fisica difficilmente compatibile in caso di tampone positivo. Ma la novità riguarda la parte ludica, che ogni anno attrae migliaia di appassionati. Prevede controlli agli accessi, quindi per un'area che fino a
l'altro ieri poteva gestire 1000 persone, oggi ne potranno entrare 250, prevede controlli negli assembramenti, nelle zone di ritiro prodotto, nella zona di ritiro birre, nella zona di ritiro cibo, e questo lo faremo anche grazie a tecnologie che stiamo sviluppando con i nostri fornitori. Ecco dunque l'applicazione pensata per il telefonino. La possibilità di ordinare quello che preferisce attraverso una comoda app. Una volta avvenuto il pagamento, la comanda andrà direttamente in cucina e lì potrà essere preparato quello che viene richiesto. Che poi sarà portato al tavolo da inservienti muniti di tutti i dispositivi che abbiamo imparato a conoscere. Un'applicazione che permette di evitare code e contatti diretti, assicurando le distanze anticontagio, proprio perché non ci si dovrà più muovere da e verso i banconi. Ideale per tutte le pro loco e non solo, che in questo momento non sanno se potranno o meno organizzare le sagre. E proprio perché è pensata dal Palio, l'app sarà un regalo a tutta la marca. Questa parte, mi permetto già di poterlo dire, abbiamo intenzione di concedere gratuitamente a chi ne volesse fare uso. È chiaro che ci sarà una licenza che non dipende da noi, che invece si allaccia a un fornitore che giustamente farà le sue pretese, ma posso fin da ora dire che si tratta di cifre assolutamente gestibili e non eccessive. Ed è arrivato proprio in questo momento il report regionale delle persone contagiate, il report di questa sera. Sono aumentate con un più 229 le persone in Veneto positive, quindi attualmente le persone positive nel Veneto sono 10.791, mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare nel Veneto sono 13.902. Per quanto riguarda le persone che si trovano ricoverate in ospedale sono 1.355, con un meno però 33 rispetto a questa mattina, 200, quindi cala ancora il numero delle persone che si trovano ricoverate in area critica, quindi in rianimazione, con un meno 9. Purtroppo dobbiamo registrare ancora tanti decessi, con 18 decessi rispetto a questa mattina. Ed ora vi lascio con i bimbi in TV. Oggi vediamo come trascorre le giornate costrette in casa la piccola Eva di Asolo. Ciao a tutti, ho fatto un libretto per il coronavirus con tutte le regole, hashtag io resto a casa. Queste sono le regole da seguire: mettere la mascherina quando si esce, restare a casa e lavare spesso le mani. Ciao a tutti, grazie a tutti. Da Eva. Bene, ringraziamo e salutiamo la piccola Eva di Asolo, e dal Veneto è davvero tutto. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Benvenuti a un nuovo aggiornamento meteo. Alta pressione sempre stabile sul nostro territorio, avremo ancora generali condizioni di bel tempo. Il dettaglio di venerdì 17 aprile. Sul Veneto avremo una splendida giornata con sole, vedete, su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 23 all'incirca. Ampio soleggiamento poi anche sul Friuli Venezia Giulia, non sono attese precipitazioni, il cielo sarà limpido al massimo con qualche velatura sparsa. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi invece tra i 18 e i 23. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, atmosfera stabile, dunque bel tempo, vedete, con tanto sole ovunque. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime fino a 25 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.